Buonasera a tutti, visiti voi, che non guardate oggi, di 9 di aprile 2020, Kimbe. Bene, bene, bene. Diamo subito un'occhiata su Kelu e a Saida e gli diamo come si presenta a togliere a die e cosa dire si presenta a De Goi, cocculata. Vai a attaccare che tratto del biaitino prima come che l'ha cucuzzato e si deve sprevedere abba, ecco, però no, che non so idenne già su Saravallo, non so idenne, non veste in salfiguras e quindi provvediamo diretta a inviare, no, un attimo, Saravallo che lo mandiamo in onda, ecco qua, invia. La redazione no, che non è tanto perfetta, abbia tutto bene, abbia nono, è arrivato uno solo, no due, ecco qua, disegno su Saravallo, ecco questo è casa, e oggi invece stinocche, cocculato tutto da die, poi non si presenta tabba da essa al 2 già le ortedie in poi 6 gradi, temperatura massima, 7 gradi, temperatura minima. Crasa, e dimostrano già che crasa Iovia, 6 gradi e 7 gradi che a oggi, e invece cocculato, ma non il mese cocculato, e non si presenta tabba solo a mezzodì, una pispisata di abba, insomma, pacca roba, quindi crasa este una di e mezzo e sai oie. Amos un toccamento e dolo, un altro Ioanne Preto o Calvisi che ha subiato le cartelle, internato eresi, questo è il suo spoglio, frate di Giuliana ed è subiato di Diego Calvisi che è morto entro di un mese che insomma ecco Diego Ballamento iti così che ti sta ferre in sul postale di Seledo. S'interro di Ioanne Preto este Giovia Crasa a Saldecche in Sacreia de Sacra Famiglia de Olbia. Aveva mancato una L in cui Olbia. Vabbè, lo correzzimo, condolenze e pazienza, a famiglia tutto è parte del Bizzi TV. E damos invece un toccamento di allegria e di contentezza, insomma, a tre laurea, si è laureato Andrea Sanna, complimenti Andrea, laurea in agraria in Università di Sassari, figlio di Dordeggio, Sanna e De Pina Ena. Non sa convitato, lo zio poi è Salvatore, posso dottore nuovo, insomma, che vamos de agraria, bello mastro di Ebrores, mezzo d'auras, de bonus profettos e mezzo d'avanzamento a Andrea, altro straguardo, altrettanto buono. Bene, andiamo da innanzi, dunque, vamos, oh, vabbè, prima de, vabbè, veste prima che este de oie, la Pasca de sos pastores in Santo Ioanne, oie a 9, dia 9 a Sasunnichi, Pasca de sos pastores organizzata a sa parrocchia Santo Iugli e su Salvatore. Poi vamos gallo, toccamento da parte dessa Comitato Sanno Sata che la scommessia sono a disposizione che è assegnata a Casa di Manna su 27 di aprile. A stasette scadi tutto. Bene, purtroppo dobbiamo tornare in anneo, ho battato battoso che non sono metabolo, non scusa la vita che queríamos, e te basso te in bici, che non si fa che danno a uno, si fa che danno a tutto, puro a chi l'ha fatto. Questa è la cosa che ne danno a Saida, a chi non danno a tutto, si impoveri Saida, insomma, si intrattengono un clima che non anda bene. A quanto pare te, sono entrato storra a una domo, non pa cardiac facete e
e vanno all'utto un'altra macchina, insomma, quindi sono fatto scusto che insomma non lasciano transito, non lasciano e non vi queremos abituare, nos queremos invece a tornare a saida che siamo abituati, o saida in un bel tutto si chiede bene, in un bel tutto si rispettano, giusto è il degai. Poi un sbaglio capita da tutto pure di lo hackere, ma a un sbaglio non si deve rispondere che non ha il sbaglio, eh? Tocca a te dello superare e gai lo sbaglio si firmano, se no non si firmano, già andata da innanzi e uno tira satiro e te gai poi si tira in una situazione già dentro è discussa già da chi non queriamo. Andiamo da innanzi inocchiamo due nuove, una dell'ospedale, la ripartenza di chirurgia senologica, primo intervento dell'equipe guidata da Rita Nonnis. Ieri nelle sale del blocco operatorio di San Francesco di Nuoro ha avuto luogo la tanto attesa ripresa delle sedute operatorie di senologia. L'intervento è stato realizzato dall'equipe diretta dalla dottoressa Rita Nonni, che ha lavorato a stretto contatto con chirurghi plastici e ricostruttivi e anestesisti, in un'operazione che segna l'inizio di un percorso di cura e supporto per le donne del nuorese. Ne siamo contenti che bisogna tornare a questo servizio, come siamo contenti di questa bella opera del Manu Invisibile per dermatologia. San Francesco, iniziativa dell'associazione Il Sogno di Giulia. L'associazione Il Sogno di Giulia ha recentemente donato nuovi arredi e opere d'arte al reparto di dermatologia pediatrica dell'ospedale di Nuoro, continuando a realizzare l'ultimo desiderio di Giulia Zedda, una bambina scomparsa prematuramente a 10 anni. Dopo aver donato poltrone e letto alla pediatria, ora il reparto di dermatologia si arricchisce di una libreria, sedie colorate, una cassettiera e quadri dell'artista Manu Invisibile. Le sue opere, Amata e Armonia, raffiguranti pesci fluttuanti, sono state pensate per attenuare la paura dei bambini, trasformandola in speranza. I colori dei pesci fluttuanti, ha spiegato l'artista, aiuteranno i bambini a vedere la bellezza e la speranza anche in un contesto che spesso è difficile da affrontare. Complimenti Manu Invisibile, non conosciamo, che Manu, la cara non vi la conosco, è sempre mascherato. Andiamo da innanzi. Maresciallo va in pensione e si congeda dalla comunità. Siamo anni di Oside, 40 anni nella Benemerita, festeggiati con una cerimonia che ha coinvolto tutta la comunità, i colleghi e le istituzioni locali. Ieri Osida ha salutato il maresciallo maggiore Sergio Mura, che va in pensione dopo 4 decenni di servizio, concludendo ufficialmente per raggiunti limiti di età la sua carriera nell'Arma dei Carabinieri. Originario di Budusò, arruolato l'8 agosto 1985 come carabiniere ausiliario in Sardegna, il maresciallo Mura, dopo una breve esperienza lavorativa fuori dalle file dell'Arma, è tornato ad indossare l'uniforme nel settembre del 1968. Bene, va bene, va bene. A me sorridere. Andiamo da innanzi, scuole vuote, il data shock, in 7 anni persi 30.000 studenti, nuovo crollo delle iscrizioni a settembre. Delle iscrizioni. A settembre ci saranno 5.000 alunni in meno, l'emergenza soprattutto alla primaria, rischio chiusure nei piccoli centri. Mi manca un articolo che hai da visti e come mai non vi sono andato a finire? Scusate, ma mi manca un articolo.
e non solo, ne manca diverso. Torniamo in dai secoli. Naturalmente che avevo brincato l'articolo che hai da devisti. A comando maleato esibitorrata. A comando maleato esibitorrata e quindi diamo il diritto di caricare l'articolo che è da devisti ed è preciso è data de sugasso. Eccolo qua, non è stato inviato evidentemente, provvediamo subito all'inviare. Ecco qua, inviato, comandiamo già a piscare. Allora, magari apparso. Beh, nelle che va. Bah. E proite non vi chiedete sera. Via. E fa che ne detto tutto può dare al neo, vabbè. Eccolo qua. Abiti 10 km di condotte per il metano. Domani nella sala convegni dell'ex giudice di pace in via del Feno un incontro con Medea che gestite sul gas praticamente. Le attività di metanizzazione della Sardegna proseguono a pieno ritmo grazie all'opera di Medea, società di gruppo Italgas, l'ultimo comune a essere raggiunto dalle reti della società EBITI, dove sono stati realizzati circa 10 km di nuove condotte. Un'opera attesa da tempo dai cittadini e dagli operatori economici del paese, che potranno così beneficiare oggi dei vantaggi del metano e in un prossimo futuro dei benefici del gas, ai gas rinnovabili come biometano e idrogeno. Quindi questa condotta è già adatta pure per l'idrogeno. Ogni punto di fornitura sarà dotato di misuratore intelligente di ultima generazione, smart meter, in grado di consentire, tra le altre funzioni, la lettura a distanza e automatica dei consumi per una fatturazione sempre più precisa e aderente ai consumi reali. In occasione della messa in esercizio della rete domani alle 17:30 il rappresentante della società Medea incontrerà i cittadini di Biti nella sala convegni dell'ex giudice di pace in via De Feno 69. A seguire accenderà la tradizionale fiaccola collegata alla rete per dare ufficialmente l'inizio alla distribuzione del metano. L'incontro pubblico in programma domani pomeriggio sarà anche l'occasione per illustrare ai cittadini tutti i vantaggi dell'utilizzo del metano, fonte più sicura, affidabile ed economica rispetto alle altre impiegate sull'isola. Verranno illustrate le modalità operative adottate dall'azienda nella gestione del servizio e gli incentivi che la società mette a disposizione per favorire l'allacciamento alla rete. La società intanto fa sapere quali sono le promozioni commerciali attive sull'isola. Si tratta di Gasmart, rivolta ai clienti finali, che prevede il rimborso dei costi di allacciamento e l'attivazione gratuita della fornitura a Domomea by Medea. Domomea by Medea, grazie alla quale la società di vendita promuoveranno la concessione di contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire l'attivazione della fornitura gas. Per maggiori informazioni gli interessati potranno consultare il sito www.medeagas.it. Trasa andiamo a intendere e che sa diretta di BCTV
grazie a internet tutto canto voi spuru. Torniamo al giornale, se chi mi ridenne, ecco, mi pare che mi è arrivato a Inocche, a riapre chirurgia senologica, il San Francesco in crescita, sanità sotto la direzione di Rita Nonni, arrivata da Sassari. E di questo l'abbiamo già dato il giornale, questa è Nuova Sardegna, Satelliti, Unione Sarda. Prezioso di Sorso, prezioso insomma, brinda al Venitali un moscato dolce da premio 5 stars, successo per la cantina Nuraghe Cabrioni, cioè su Venitali praticamente questo vino ha fatto veramente successo. Festival del vino ad Alghero e Olbia. Allora, lo spazio istituzionale della regione al Vinitali ha ospitato la presentazione di due importanti eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi nel nord Sardegna. L'Alghero Vine WEC Festival, programmato per dal 3 al 6 luglio ad Alghero, e Benvenuto Vermentino, che invece si svolgerà ad Olbia dal 29 settembre al 5 ottobre. Masterclass a base di copulette e papassini, protagonista anche la bottarga di Mugine. Molto apprezzato anche il risotto cucinato per 300 persone negli stand di Suentu. Copulette e papassini, copuletta la scritta sotto ve la racchiamo per noi e per lo papassino, ma alle scritte scritte la copuletta, una copuletta a casa curziana a Savorma adesso testuine, chi in Gandula e in Corsica la copuletta. È metta probabile che questo Turche ben stata da questa zona che somatessi numene de copuletta testuine la sinistra mette infatti a su testuine. Decadenza, il Consiglio regionale attende la sentenza del Tribunale, no, che questa è una telenovela longa. Caso Todde, la giunta per elezioni scrive al presidente Comandini. Cagliari, il Consiglio regionale tornerà ad occuparsi della decadenza del presidente Todde, in effetti è già iscadito, deve pronunziare proprio ieri si deve pronunziare della presidente Todde, come da regolamento è annunciato mesi fa. La giunta per le elezioni presieduta dal vice presidente del Consiglio Giuseppe Frau, Uniti per Alessandra Todde, ha inviato al presidente Comandini la nota nella quale la giunta ha deliberato di attendere il pronunciamento definitivo dell'autorità giudiziaria prima di esprimersi il proprio parere sulla decadenza. In effetti lei ha dovuto esprimere, no, il meta legale questa cosa. Il presidente Comandini, ricevuta la nota, la porterà in aula e chiederà il pronunciamento dell'assemblea. Ciò dovrebbe accadere al termine della sessione di bilancio. Il pronunciamento della giunta per le elezioni non modifica i tempi per la decisione del Consiglio sulla decadenza. Solo al termine del percorso giudiziario l'ordinanza ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale potrà dispiegare i suoi effetti. Ciò non accadrà a breve, infatti se il 22 maggio si terrà la seconda udienza di fronte al collegio della prima sezione del Tribunale Civile sulla decadenza, con collegio regionale e avvocati della Presidente a confronto, non c'è ancora una data per il pronunciamento della Corte Costituzionale sul ricorso presentato dalla Regione, che ha sollevato conflitto di attribuzione tra Stato e Regione per vedere tutelate la posizione e le prerogative del Consiglio regionale colpito dal provvedimento del collegio. Vabbè, questa telenovela non finita in presse e non finì di sicuro prima del mese di Vreaglio del Sanno Chieniti, che in questa data maturano indennità lo scussione regionale e quindi viene adattata a tirare a lungo o poi scusa o posate. Problema adesso oggi,
finanziaria in aula, prove di dialogo. Todde, nessuna preclusione su proposte condivisibili della minoranza. Il telefono pure taglio. Casa minoranza zitti lamentata. Decadenza, la giunta per le elezioni aspetterà i giudici, manca un atto. Modello 730, parte la nuova IRPEF. Nelle dichiarazioni 2025 3 aliquote anziché 4. Novità anche sui bonus. 730 online precompilato ovviamente. Operazione in contanti. Slitta al 22 aprile, vista la coincidenza con la Pasqua, la comunicazione delle operazioni in contanti fatte in Italia da persone fisiche di cittadinanza extra UE, quindi non si importa poco questa cosa. Business a New York. Primo danne Mannicu organizza Laore. Laore Sardegna, l'Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura, ha indetto una manifestazione di interesse aperta alle imprese sarde per partecipare al Summer Fancy Food SWOF, manifestazione dedicata al B2B, Business to Business, che si tiene a Javits Center di New York. Va bene. Artigianato sardo, 2 miliardi e mezzo di valore aggiunto. L'isola è ottava in Italia. Meloni narra, purtroppo scontiamo ancora il gap infrastrutturali. In Sardegna il valore aggiunto delle imprese artigiane arriva a 2 miliardi e mezzo, quota che rappresenta il 7,8% del complessivo regionale. L'isola si colloca così all'8° posto nella classifica nazionale, raccogliendo una percentuale superiore alla media italiana. Il dato arriva dalla Confartigianato Sardegna per il presidente Giacomo Meloni, quindi non si tratta di Meloni, il presidente del sottoscritto, che legge il valore in chiaroscuro. Narra, scontiamo ancora gap infrastrutturali importanti, ma è necessario rinnovare e investire in conoscenza per far crescere il tessuto produttivo. Andiamo di politica internazionale. Dazi, governo in campo, l'annuncio della Premier Meloni alle categorie economiche, subito sostegni dalla revisione del PNRR e dai fondi di coesione, cioè praticamente ristoro, quello che chiamano ristoro, no, che non è chiamato sostegni, in effetti sostegni, no, il meta più dignitoso del ristoro, potete scrivere ristoro, ma no, io von der Leyen precedenza ai negoziati, ma l'ipotesi bazooka resta sul tavolo. Bazooka è una risposta al passo Dazio a pari, tu pone il Dazio e io ti torno Dazio. Intanto è scontro aperto Cina-USA. Trump annuncia un rialzo delle tariffe al 104%. Sudanno che fa che Trump lata allegra, le no capacu. Trump provoca la Cina, pagherete il 104%, la replica prepotente. Vabbè, prepotenza per potenza, non è schisso CNN. Le borse rimbalzano, ma per Apple è un salasso. Apple è così che anche il cellulare, il telefono, eccetera, eccetera, chi non de moda è l'assente lo scomprate, e quindi se ne de moda, l'assente possa moda, spende, chi l'aumenta o chi non l'aumenta ne fa più conto, insomma, nel de moda. I scrittori che sono già programmati per una durata metà corsa, però sicuramente Bessamelenda pintata, l'assente lo scompra su Matisse. La Casa Bianca apre a una trattativa sulla riduzione dei dazi e le borse volano sperando che i negoziati evitino la guerra commerciale.
ma nonostante il rimbalzo i timori restano con gli investitori che guardano con preoccupazione all'entrata in vigore delle tariffe reciproche che entreranno alla mezzanotte di oggi. Le piazze finanziarie chiudono in rialzo. In Asia e in Europa Tokyo sale del 6%, Londra avanza del 2,7%, eccetera, eccetera. Pezziché in uno street che riduce la borsa. Pressing UE, bazooka sul tavolo, ma speriamo di non usarlo. Più o meno sul titolo del satiro giornale. Questo è Unione Sarda, Satelliti, Nuova Sardegna. Timide prove di dialogo tra Iran e USA, ma Netanyahu è scettico, se usai danni adesso nucleare, di come Iran, scorrenne poi anche questa bomba nucleare, e Marcos come sono, non è nato chi non la usano, vabbè, l'hanno usata fino a spacco Marcos, cioè l'americano, sono sostenuto che l'hanno usata in Nagasaki e Hiroshima. Timide prove di dialogo. Mediazione condotta dall'Oman. Teheran però vuole solo colloqui indiretti e non che ragionare direttamente. Dal Quirinale al Colosseo, la capitale accoglie Carlo e Camilla in visita reale. Bene, che in questo terminiamo il tenore di oggi e noi diamo questo appuntamento a casa, a stamatessi ora. 27 minutos e 21 segundos. A mentre vedrete e buona tutto da Bizzi TV, adiosu e mentus a crausa.